Dunque, il video che vedete è stato girato questa mattina presto, mi pare che c'è anche l'orario. Queste due signore, sicuramente madre e figlia, tranquillamente prendono un materasso, come potete vedere, lo prendono e lo abbandonano vicino a uno dei bidoni. Ecco. Questa pratica, l'abbiamo già spiegato qualche giorno fa, ci costa a tutti, come amministrazione comunale, 600.000 euro in più all'anno, perché Veritas, per non lasciare queste cose in giro, squadre che girano, tirano su questi ingombranti e vanno via. Tra l'altro, complimenti alla signora che fa questa cosa, dà una bella educazione, a me sembra che sia la figlia, dopo magari sbaglierò, non le conosco. Allora, l'invito è a chi conosce queste due, tornando si vedono benissimo in faccia, non le pubblichiamo, ma sarebbero da pubblicare. E comunque chi le conosce per cortesia mi dica, vi assicuro la massima riservatezza, riferirò io agli ispettori ambientali e gli facciamo fare una bella multa da 200 euro e speriamo che qualcuno la capisca che è veramente oltre ad essere un atto veramente poco cortese verso tutti, ma anche stupido, perché basta chiamare Veritas e lo vengono a prendere. Ecco, poi non mi venga qualcuno a dire, come mi è successo, ma Veritas porta poca roba da altre parti, non è vero niente, perché il comune di Chioggia ha un quantitativo di ingombrante maggiore rispetto ad altri comuni ai cui opera Veritas. Quindi non diciamo fesserie, le solite critiche. Qualche volta mi è arrivato anche qualcuno che, siccome ha trovato i materassi, criticava Veritas. Cioè, pensate un po', ecco, io non è che voglio, non sono l'avvocato difensore di Veritas, però sinceramente o come cittadino mi dà fastidio, e soprattutto mi dà fastidio perché io vedo che la stragrande maggioranza degli operatori di Veritas, uomini e donne, sono molto professionali, molto attenti e cercano di fare le cose nel migliore modo possibile. Quindi avere queste stupidotte che si comportano in questo modo bisogna assolutamente reprimere. Quindi non vi preoccupate, se queste due signore hanno qualcosa da dire vengono da me che gli rispondo io o io ho qualcosa da dirgli. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Buongiorno, siamo qui dove della ex ormai piscina comunale con il collega di consiglio comunale nonché presidente della commissione impianti sportivi Maurizio Salvagno. Maurizio e io oggi abbiamo cominciato a fare un giretto per la città, come è nostra abitudine. Oggi ci dedichiamo agli impianti sportivi, alla piscina del Serenella, ex Serenella. Cosa hai da dire? Ma mi sembra che le immagini siano abbastanza esplicative. I consiglieri del Partito Democratico Montanariello e Salvagno hanno fatto un inusuale sopralluogo alla piscina comunale in lungomare Adriatico, inusuale in quanto le riprese e i commenti sono stati fatti dall'esterno della recinzione, come se non si trattasse di due consiglieri comunali, ma come se fossero due curiosi qualunque. Lo spettacolo che si è presentato ai loro occhi e ai nostri grazie al loro filmato è desolante. Una piscina comunale, olimpionica, che nei tempi migliori organizzava corsi di nuoto anche con le varie attività estive, ridotta a una vasca di acqua stagnante in mezzo a una discarica dove qualcuno ha gettato i propri ingombranti. Sulla struttura sono stati perpetrati inoltre atti di vandalismo. Nel caso in cui a qualcuno venisse in mente di riaprirla sarebbe tutto da rifare. Quello che affermano i due consiglieri è che prima di pensare a nuovi impianti sportivi, quale potrebbe essere la cittadella dello sport, che nascerebbe nei pressi di dove si era discusso potrebbe sorgere il grande Acqua Park, prima di pensare al nuovo si dovrebbe cercare di vedere cosa si può fare per valorizzare il patrimonio preesistente, appunto la vecchia piscina comunale. Nel maggio del 2021, giunta a Ferro, si pensava a un partenariato pubblico-privato per la sua riqualifica, dopo una dichiarazione di interesse inoltrata da una società sportiva. Già all'epoca si pensava di farne un impianto al coperto perché i costi della struttura fossero sostenibili. Sembrava che ci fossero tutti i presupposti per avviare un bando, ma il risultato è quello che vediamo ancora oggi. Già allora, mentre i 5 Stelle al governo sottolineavano la possibilità di riportare l'Olimpionica Comunale ai bei vecchi tempi, qualcuno commentava facendo notare gli impianti di Jesolo e il confronto che Chioggia avrebbe perso in partenza. Due strutture comunque diverse con scopi diversi in ogni caso. Nel frattempo sembra che anche l'idea dell'Acqua Park, che si pensava senza uguali, sia andata persa o comunque non sembra se ne sia più sentito parlare.
Tornando alla piscina comunale, i 2 consiglieri hanno richiesto una commissione a riguardo che si tenne anche nel settembre del 2023 con allora assessore allo sport Daniele Tiozzo Brasiola, che la definì abbandonata e di difficile sistemazione, per la quale in molti avevano contattato l'amministrazione senza poi procedere con ulteriori manifestazioni di interesse. Allora l'assessore Brasiola pensava a fare diverse valutazioni dell'area, mentre il consigliere regionale Dolfin affermava che strutture olimpioniche in tutta la regione ce ne fossero meno delle dita in una mano e che sarebbe dovuta diventare un punto di riferimento. Su di essa sarebbero state da fare certamente nuove valutazioni, ma era vergognoso che una struttura simile andasse abbandonata. Dopo tale commissione è accaduto ciò che è accaduto e la piscina è stata accantonata probabilmente tra le discussioni non prioritarie, ma un confronto su di essa va fatto, sia che la si voglia ripristinare cercando dialoghi con associazioni anche da parte di altri territori, sia che la si voglia interrare per farne un nuovo parcheggio. Ci sono all'interno sporco, pezzi, plastica galleggiante, guardate com'è messa, c'è un vero e proprio degrado. Maurizio, chiediamo scusa se a volte l'immagine andava, tornava, perché come potete vedere c'è anche una finta vegetazione. È recintata e non c'è data la possibilità di entrare, per cui abbiamo cercato di trasmettere le immagini più possibile nitide, più possibile semplici, anche grazie alla capacità di Jonathan. Però Maurizio, ti faccio una domanda, la faccio a te, ma la faccio anche a chi ci sta seguendo, ed è una domanda non polemica, ma secondo te, prima di pensare ai droni, prima di pensare al teletrasporto, prima di pensare alle mostre che ci costano centinaia di migliaia di euro dei cittadini, che vengono fatte su sedime privato da una società spagnola e che bisogna pagare il biglietto per entrare, prima di tutte queste cose qui, secondo te i cittadini chioggioti prima dei droni avrebbero preferito una piscina per i propri figli? Le nostre categorie economiche avrebbero preferito una piscina per i propri figli, o gli va bene pensare ai droni e rimanere in questo stato d'abbandono? Lo scorso sabato 29 giugno al centro Astoria Beach si è tenuto il campionato regionale Veneto Paralimpico non udenti FSSI di beach volley. 3 le società finaliste che hanno partecipato con un totale di 18 atleti: la ASD ENS di Venezia, società organizzatrice, la ASD GSS Patavini di Padova e la ASD ENS Scaligera di Verona. L'evento si è potuto svolgere grazie al contributo all'organizzazione del Centro Astoria e di Conchioggia Sì. Dei 12 campi del Centro Astoria Beach, 3 sono stati allestiti per l'evento e a lato degli stessi sono stati posizionati pannelli recanti le tabelle delle gare sorteggiate in precedenza, con tutte le varie fasi del campionato regionale Veneto Paralimpico. Le gare sono iniziate al mattino alle 9:30 e sono proseguite regolarmente fino alle ore 16. Gare composte da 3 gironi che hanno visto giocare 3 set per ogni coppia, gioco terminato ad eliminazione diretta. Infine si sono giocate le 2 finali con l'esito delle 4 coppie classificate, risultando al termine vincente la società GSS Patavini con 24 punti, seconda la ENS Scaligera di Verona con 13 punti e terza classificata la ENS Venezia con 9 punti. Il presidente della società organizzatrice Venezia Paralimpico FSSI ha ringraziato tra tutti coloro che hanno dato il proprio contributo all'eccellente riuscita della manifestazione anche il Centro Astoria, che da sempre dimostra grande affetto e accoglienza negli eventi sportivi, nessuno escluso, anche per i settori paralimpici come questo per non udenti, una struttura unica nel suo genere in termini di location, numero di campi, accoglienza e tanto altro, come i progetti inclusivi sia ministeriali con Sport e Salute che della Regione Veneto e con piani di zona con la ULS Tre Serenissima e i loro partners.
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Bene, approfittiamo bene per modo di dire di questa giornata di maltempo, un tempo bello, infatti sto pensando di tornare a fare i bagni invernali. Comunque, a parte le battute, siamo da Gianni Boscolo Moretto, presidente di Gevis, nonché rappresentante all'interno della Camera di Commercio provinciali, giusto? Provincia di Rovigo e di Venezia? Venezia Rovigo. Interprovinciale, ok. Allora, io voglio parlare di queste situazioni un po' di maltempo. L'ultima che mi ha particolarmente colpito sono i titoli delle agenzie, dei giornali, dei quotidiani del appunto ministro Santanchè, che dice: per ovviare al fatto che Cogne in Val d'Aosta col maltempo sarà isolata almeno un mese, portiamo i turisti con l'elicottero. Allora, al di là che onestamente non so, potrebbe essere una buttata, però io credo che alla fine bisogna fare i conti, cioè se lo Stato per indennizzare deve tirare fuori, non so, dicono una sciocchezza, 10 milioni di euro, e invece con l'uso dell'elicottero se ne spende 2, magari ha ragione la Santanchè. Ma comunque, a prescindere da questa cosa della Santanchè, tu che sei un operatore turistico e che tocchiamo tutti i giorni il fatto che queste calamità poi bloccano altri, mi riferisco al ponte sul Brenta a sbarramento, è 2 anni che i nostri rappresentanti, assolutamente di buona fede, promettono di mettere i soldi in finanziaria e ogni volta, una volta l'Emilia Romagna, una volta un'altra cosa, devono rimandare. Tu cosa ne pensi a riguardo? Beh, insomma, come la chiamavi te, buttata della Santanchè, non so se è una diciamo, buttata, non so se è una buttata più appunto, oppure è veramente un disegno che potrebbe verificarsi. Allora, che ci sia un impegno forte da parte dello Stato italiano, o meglio che debba accantonare delle spese e dei costi per andare a sopperire quelle che ormai le calamità naturali sono all'ordine del giorno, lo vediamo anche nel nostro piccolo, ma non tanto piccolo, nella nostra località. E quindi un intervento importante, io ritengo, anche da parte della Comunità Europea, che già con le tante direttive ci governa, ma direi anche sotto il sostegno, sotto questo tipo di problematiche che ormai ogni giorno tocchiamo con mano, debba intervenire con finanziamenti importanti a sostegno del territorio, perché facendo parte dell'Europa e quindi anche il territorio italiano è un territorio che va salvaguardato assieme con tutti gli altri paesi, così come cito l'Olanda o altri paesi, la Germania, che comunque in continua messa in sicurezza del territorio. Il fatto che ci possano essere alternative nel frattempo a sostegno di un territorio, di un paese come Cogne in questo caso, e credo che è un gesto di grande attenzione, e quindi cercare di mantenere meno isolato possibile un territorio che anche turisticamente ha una sua valenza, che possa essere integrato con sistemi alternativi. Lei ha citato l'elicottero, ma possono esserci anche qualche altro sistema. Credo sia una cosa che va presa in considerazione e va tenuta sicuramente in considerazione. Senti, giorni fa eravamo all'agenzia IODA, che sono dei broker assicurativi qua di Scomarina, tra l'altro il broker è tra l'altro l'amico Roberto Pincelato, e ci raccontava che è possibile assicurare il discorso del maltempo, per esempio, no? Quindi in base alle piogge eccetera. E non è che voglio per inciso fanno anche pubblicità da noi, ma non è l'obiettivo che io sto... Però io sento parlare spesso, ormai che sembra che lo Stato stia andando in direzione nell'obbligo assicurativo per le aziende, per questi eventi, ma io direi che effettivamente pensare anche a una componente assicurativa di default, perché ovviamente il rischio, parlavamo prima di questa polizza assicurativa, ne parlavamo che per quanto riguarda il meteo, no? Sì. E quindi un conto che i bagni lungomare si assicurano per la stagione a un prezzo, un conto invece che si assicuri tutto il comparto da sottomarina a Isola Verde, e ancora di più magari tutta la balneazione della Costa Veneta. È chiaro che il costo dell'assicurativo diminuisce perché il rischio viene suddiviso, e quindi forse
So che è una parola un po' grande, ma forse ci vorrebbe un obbligo assicurativo. Sì, vabbè, gli obblighi sono sempre camicie strette per gli imprenditori, parto da questo presupposto qua, però sarebbe una cosa buona e giusta il fatto che ogni impresa si adotti delle polizze assicurative. Ormai vediamo un'instabilità del tempo, come dicevamo prima, abbastanza frequente, e come imprese ci sono, è vero, questa possibilità di assicurare il fatturato in proporzione anche ai millimetri di acqua che possono scendere, e quindi vanno a compensare un po' la perdita di fatturato che si verifica. E ci sono diverse compagnie, ne hai citata una, ma ce ne sono anche altre che lo fanno. Noi, come ad esempio come Bagni Lungomare, l'abbiamo già adottata in questo tipo di soluzione qua. Può essere una soluzione che aiuta nel caso in cui ci siano effettivamente delle condizioni climatiche avverse, così come la giornata di oggi, ma credo sia circoscritta, spero sia circoscritta nella giornata di oggi e non nella stagione, ma che comunque possono aiutare eventuali importanti perdite di fatturato. E quindi l'obbligatorietà sì, è un po' dura da digerire da parte degli imprenditori, ma che ci sia comunque una sensibilizzazione non legata alla singola impresa, ma a un territorio, o meglio ancora a un territorio più ampio come può essere la Costa Veneta, e quindi andare alla ricerca di quello che sono le compagnie che assicurano e fare un ragionamento di sistema, credo sia una cosa intelligente, un suggerimento che così hai dato e possa essere colto anche da parte di noi operatori balneari in questo caso. Beh, speriamo allora intanto nel frattempo che il bel tempo torni presto. Grazie. 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 Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.